L'intervento è il recupero e restauro della meridiana presente sul municipio di San Pirino. Lascerei la parola. Grazie a tutti e benvenuti. Intanto un ringraziamento a Aurelio, che ogni anno è splendido. E niente, io vorrei introdurre subito l'argomento, che sarà diviso in due parti. Io parlerò inizialmente della fase iniziale dello stato di conservazione della meridiana al momento in cui siamo intervenute, e poi Valentina qui vi spiegherà il tipo di intervento che è stato eseguito. Dove si trova questa meridiana? Ai lati della chiesa parrocchiale di San Quirino, nella piazza di San Quirino, in provincia di Pordenone, si trova Villa Cattaneo, che è la villa che vedete in questa fotografia. È un edificio della fine del 1600 che è stato acquistato appunto dalla famiglia Cattaneo all'inizio del 1700. Adiacente, cinto da una recinzione in sasso, vi è il brollo, un ampio terreno adibito ad orto sul quale si trova la barchessa della villa. Se vuoi andare avanti nella prossima. Sulla facciata sud della barchessa si trova la meridiana appunto che abbiamo restaurato. Questo era lo stato di conservazione al momento del nostro arrivo. Dal 2004 la barchessa è diventata la nuova sede municipale del comune di San Quirino dopo il restauro dell'edificio, e quindi noi siamo arrivati quando ormai l'edificio era stato ristrutturato. La meridiana, come vedete, ha nella parte superiore uno stemma araldico della famiglia con due scritte in latino, due parole scritte in latino ai lati. Nella parte sottostante abbiamo il quadrante solare, che è composto da una compitura a colore uniforme, un ocra dorato, raccolto dalle iperbole del solstizio invernale e del solstizio estivo. Purtroppo tutte le indicazioni sui numeri erano pressoché scomparse, c'erano dei piccoli frammenti ma non erano sufficienti per leggere il numero, mentre per fortuna le linee orarie, che le vedete qui, erano state riportate sulla meridiana per incisione. Cosa significa? Quando un disegno che inizialmente viene preparato su carta deve essere riportato su una parete, quando nel caso specifico la decorazione, il dipinto viene eseguito ad affresco, si pone sulla superficie appena intonacata il cartone con il disegno e viene molto spesso riportato attraverso un'incisione, cioè viene usato un attrezzo, un punteruolo, e schiacciando sulla superficie cartacea la pressione dell'attrezzo usato crea un solco. Grazie a questi solchi siamo riusciti a ricostruire tutte le linee orarie che erano poi presenti su questo quadrante solare. Qui si vede il foro mnemonico privo dello stilo, dell'indicatore, che si era perso da molti anni. Ci erano presenti anche fori dove molto probabilmente erano stati utilizzati per l'illuminazione attraverso delle lampade. Poi abbiamo trovato diversi chiodi che qui forse nella foto non sono evidenti, comunque c'erano tracce di chiodi conficcati arrugginiti. La parte superiore, lo stemma araldico, aveva perso gran parte delle indicazioni del colore perché probabilmente era stato dipinto stemperando dei pigmenti in polvere con il latte di calce, e con il tempo la capacità legante della calce si era persa. In più le due scritte in latino, caso morbum, che stanno a indicare esattamente la parte levante ad est e ponente ad ovest, erano parzialmente ricoperte da delle scialbature a calce. Tutt'attorno vediamo la presenza di coperture in materiale cementizio dovute probabilmente a vari interventi che erano stati fatti sulla facciata dell'edificio, e l'ho perso, eccolo qua. Vabbè. Comunque nella parte sottostante c'è la presenza di tutta questa materiale cementizio, e ci sono anche, eccole qui, diverse colature del materiale non so se sono io, va e non va. Beh, vabbè, non importa, riusciamo a capirci lo stesso.
La dimensione della meridiana è di circa 2,30 metri per 2,50 metri e, come dicevo prima, è stata realizzata partendo da una base di intonaco fresco e poi probabilmente è stata finita a secco stemperando dei pigmenti nella calce. Un'altra cosa interessante, magari se vediamo la foto successiva, ecco, qui si vedono proprio le parti in cui c'erano queste coperture con malte, le varie colate di materiale e la scritta sotto semi mascherata da questa scialbatura, da questa ridipintura a calce. Successiva, qui vediamo lo stemma araldico, anche questo parzialmente, le indicazioni si erano parzialmente perse, ci sono la presenza di queste collature. Ancora. E qui vediamo come nella parte centrale, ecco, qui si vedono le incisioni delle linee orarie, si intravede lassù in alto a destra, magari sono io che lo punto nel posto sbagliato. No, all'inizio, sì, mi sembra di sì, perché eccolo lì. All'inizio va, beh, comunque vedete in alto a destra c'è lo scorcio del foro gnomonico privo dell'indicatore e poi c'è tutta questa parte dove si è persa l'intonaco superficiale e si è formata una grande lacuna centrale dove addirittura la pellicola pittorica si era staccata dal supporto. Vediamo se c'è un'altra successiva. Ecco, qui entriamo nella parte più tecnica, quella che ha richiesto in modo particolare il mio intervento, ed è stato il ripristino di tutti i dati tecnici del quadrante solare. Proprio per il fatto che le linee orarie, la linea equinoziale e i due solstizi invernale ed estivo erano stati tracciati per incisione, ho avuto la possibilità di fare un rilievo di tutte le intersezioni tra le linee orarie e i vari solstizi ed equinozi. Una volta fatto questo rilievo si è seguito come se la meridiana fosse stato necessario una progettazione ex novo. Quindi a parte è stato verificato la declinazione della parete e si sono portati avanti tutti quei calcoli che vengono fatti necessariamente per fare una meridiana nuova. Sovrapponendo i due grafici si è potuto vedere in cosa c'erano delle differenze e queste erano minime nella parte del solstizio estivo, nella parte sottostante. Dovuto questa leggera differenza, ma si trattava di pochi millimetri, questa leggera differenza probabilmente era dovuta a un piccolo errore di calcolo nella declinazione da parte del gnomonista in origine. Dopo diverse ricerche di archivio siamo riusciti a trovare delle vecchie foto che erano state fatte in paese, quindi siamo riusciti anche a trovare le indicazioni precise di come era fatto lo stilo, l'indicatore. Nel caso specifico la meridiana è una meridiana che segna le ore d'oltralpe, quindi sono delle ore moderne, le ore 12 sono rappresentano il mezzogiorno e lo stilo è uno stilo perpendicolare alla parete, significa che solo l'ombra della punta dello stilo proiettata appunto sul quadrante solare indica l'ora. Trovando queste vecchie foto abbiamo potuto far ricostruire lo stilo in ferro battuto, poi zincato e dipinto e ricollocarlo esattamente sulla superficie della meridiana. Le ore qui, una caratteristica di questa meridiana ha queste linee orarie che partono dalle 6 del mattino e arrivano fino alle 3 del pomeriggio e nella parte centrale, cioè dalle 11 all'1, abbiamo che sono state segnate le linee orarie della mezz'ora, quindi abbiamo le 11:30 e mezzogiorno e 30. In più sono stati collocati il quarto d'ora, quindi le 11:45 e le 12:15. Questa ulteriore aggiunta che è stata fatta all'epoca si presume sia stata fatta perché la meridiana è molto vicina al campanile della chiesa, come vi dicevo prima, sono susseguirsi di edifici uno accanto all'altro e molto probabilmente queste indicazioni così precise aiutavano la figura del temperatore, che era la persona addetta alla correzione dell'orologio meccanico della chiesa, il quale molto spesso utilizzava le indicazioni della meridiana, specie a cavallo del mezzogiorno, per poter avere delle indicazioni
per appunto correggere l'ora dell'orologio meccanico del campanile. Io a questo punto passerei la parola alla restauratrice Valentina Scuccato, che mi ha aiutato poi alla realizzazione di questo lavoro. Anzi, diciamo che è grazie a lei che è stato fatto questo restauro, perché vi spiegherà lei poi il motivo reale. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, io sono un po' fuori luogo qui, diciamo, perché abitualmente mi occupo di altro, nel senso che mi occupo di restauro di dipinti su tavola e scultura policroma, linea, anche affreschi, quindi mi è capitato, si sente così, ecco, mi è capitato di poter collaborare con Enia proprio per la realizzazione di questo restauro. Ecco, sono stata invitata qui oggi da signora Pantanali per condividere appunto con Enia Visentini la presentazione di quello che è stato un lavoro di restauro per quanto mi riguarda molto interessante, sia perché si trattava del ripristino di un orologio solare, che appunto per me è un argomento poco usuale, e sia perché ha consistito anche in un servizio di ripristino funzionale oltre che di abbellimento. Interessante anche perché il risultato è stato frutto di una collaborazione, direi, riuscitissima tra due professioniste che operano abitualmente in ambiti diversi, ma anche spesso si incrociano. Ecco, a questo proposito vorrei infatti sottolineare l'importanza di questo tipo di collaborazioni, soprattutto quando parliamo di beni tutelati e quindi che necessitano di interventi di ripristino che rispettino le regole deontologiche del moderno restauro, che non tutti conoscono. Ci sono delle regole da seguire ogni volta si prende in mano un'opera che abbia almeno 50 anni di vita. Ecco, queste regole sono la riconoscibilità, il rispetto dell'originale e la reversibilità. Ve le spiego brevemente. Per riconoscibilità intendiamo che il nostro intervento deve poter essere sempre riconosciuto, cioè non si deve confondere con le parti originali dell'opera, deve poter essere visto da tutti, insomma. Il rispetto dell'originale significa che tutte le parti appunto volute dall'artista devono essere rispettate sia fisicamente che formalmente, non si devono quindi coprire con colori o con altre sostanze. La reversibilità significa che tutti i materiali da noi adoperati devono poter essere asportati anche dopo parecchi anni, in modo da poter, non so, rinnovare un restauro dopo il tempo, perché anche i restauri non sono eterni, quindi vanno rifatti ogni tanto. Ecco, dopo l'analisi iniziale dello stato conservativo dell'opera, che avete visto fino adesso spiegato da Enia, è stato stilato un progetto di intervento e sono state scelte le migliori soluzioni operative, nonché i materiali più idonei per il caso, sempre in accordo con la direzione lavori, che in questo caso era rappresentata dalla dottoressa Francescutti della Soprintendenza di Udine. Ecco, se si può procedere per la prima immagine. No, avanti ancora. Qui vediamo appunto un'immagine che riprende i due tasselli di pulitura, quello appunto che vedete al centro della fotografia contrassegnato da un quadrato di gesso e quello in basso più grigio scuro. Ecco, il primo intervento appunto è stato quello della pulitura, che si è svolta con l'utilizzo di raschietti, spazzole e visto di precisione, che sono serviti appunto questi mezzi meccanici per asportare tutte le sciapature di calce sovrammesse alla pellicola pittorica e anche le grandi, diciamo, spalmature, chiamiamole così, di materiale cementizio che durante l'ultimo restauro della villa avevano appunto deturpato tutto il contorno del quadrante. Per cui appunto con questa prima operazione di pulitura siamo riusciti a riportare alla luce la superficie dipinta originale. Ecco, con un secondo intervento di pulitura sempre a secco, utilizzando delle spugne Bishop, così chiamate, che sono delle spugne particolari che si usano nel restauro, siamo riusciti ad asportare anche il particelato atmosferico sovrammesso sempre alla pellicola pittorica
e come terzo intervento sono stati fatti dei lavaggi facendo degli impacchi a base di acqua distillata addizionata con un disinfettante. Avanti. Ecco che abbiamo un particolare del tassello appunto sulla campitura gialla, potete vedere appunto la differenza tra la parte adiacente ancora sporca e la parte centrale molto pulita. Avanti. Qui c'è un altro particolare durante la pulitura, ripreso appunto tra lo stemma radico che si trova di sopra e il foro gnomonico, dove possiamo vedere lì non c'erano presenze di scialbi o cementi, però c'era questo velo grigiastro dovuto al deposito appunto di particolato atmosferico e sporcizie. Qui appunto solamente con le spugne Wishart e poi con degli impacchi siamo riusciti ad ottenere la colorazione originale, molto abrasa, però c'è una bella differenza diciamo, tra le parti ancora sporche. Avanti. Ecco, prima di parlare di questa immagine volevo dirvi che dopo la pulitura è stato fatto un intervento di consolidamento sia degli strati preparatori costituiti appunto dai vari strati di intonaco che avevano subito dei distacchi diciamo tra uno e l'altro, quindi c'erano dei vuoti superficiali che sono stati colmati, riempiti con una specie delle iniezioni di calci idraulici a basso peso specifico che vengono utilizzati appositamente per restauro degli affreschi. In un secondo motivo non abbiamo fotografie appunto da mostrare per questo intervento perché sono interventi non visibili, cioè si tratta di reazioni interne al muro che non si possono fotografare. Un altro tipo di consolidamento è stato fatto invece alla pellicola pittorica superficiale perché era colpita da un fenomeno appunto di spolveratura perché il legante non teneva più e quindi il colore tendeva come a spolverare, proprio a cadere, sembra gesso, per cui per consolidarlo sono state fatte degli impacchi all'idrossido di bario e in alcuni punti, specialmente sulla parte riguardante lo stemma radico che era molto compromesso in questo caso, sono stati fatti anche delle nebulizzazioni di acqua distillata con una piccola percentuale di resina acrilica. Ecco, dopo questo intervento di consolidamento si è passati alla stuccatura delle lacune, delle crepe. Qui vediamo la grande stuccatura che riguardava appunto la lacuna più grossa che c'era sulla superficie. La stuccatura è stata fatta tramite un impasto di calce e sabbia francese e con addizionata anche di carbonato di calcio in varie granulometrie. Vedete che appunto la stuccatura ha interessato solamente la lacuna, cioè anche le piccole lacune. Non siamo andati a spalmare lo stucco diciamo intorno sull'originale, questo è molto importante nel restauro. Avanti. No. Poi ci sono fotografie, vai avanti ancora, grazie. Poi dopo la stuccatura si è passati alla integrazione cromatica dello stemma, che è stata possibile attraverso appunto con il supporto di materiale fotografico, come vi diceva che abbiamo rinvenuto nelle biblioteche, in vari archivi del paese, foto risalente agli anni 90 in cui la Verdiana era ancora in buono stato, per cui siamo riusciti a poterla riprendere insomma, nelle sue tinte originali, sempre rimanendo però sottotono rispetto all'originale, in modo che le piccole tracce, le esigue tracce di colore invece autentiche potessero rimanere in primo piano. Per l'integrazione cromatica sono stati usati dei pigmenti naturali miscelati con una piccola percentuale di resina acrilica. Ecco, qui vediamo tutto lo stemma ripreso. Ecco, qui c'è una foto di scorcio, diciamo, per far capire che prima Ennio aveva fatto vedere una fotografia dove si vedeva proprio l'intonaco caduto, di scorcio si vedeva un dislivello delle superfici, qui si vede che invece la superficie è stata riportata a livello e sono state appunto ricostruite le linee orarie, vedete che sono anche leggermente incisi. Avanti. Ecco, in questa fotografia vediamo lo stilo mnemonico costruito, è stato poi zincato, verniciato e posizionato nel foro già preesistente. Nella parte sottostante potete notare come l'integrazione
un'operazione pittorica, sia stata fatta con delle sottili lineette verticali in modo da poter differenziare il nostro intervento dalla circostante originale. Avanti. Questa è una ripetizione di quella di prima. Ecco, qui vediamo la scritta, una delle due scritte ripresa. E questo è il lavoro finito. Se puoi tornare alla foto numero 2, vediamo una differenza. Ecco, questa era la situazione di partenza e quella che abbiamo visto prima, non so se vuoi ritornare, è quella che è finale. Ecco, anche per i numeri delle ore ci siamo riferiti appunto alle fotografie che abbiamo ritrovato. Alcune erano già intuibili, altre le abbiamo copiate, diciamo, dalle foto, dalle foto riscontrate. Ecco, speriamo di essere stati interessanti.